Smantellato un presunto sistema di scommesse clandestine legato alla camorra nel napoletano. La Guardia di Finanza, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse, autoriciclaggio, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe fatto capo al clan d'Alessandro attivo a Castellammare di Stabia e avrebbe gestito una struttura organizzata per la raccolta illecita di scommesse attraverso piattaforme telematiche, utilizzando anche società intestate a prestanome per occultarne la reale gestione. I profili dell'attività, sempre secondo l'accusa, sarebbero stati successivamente reinvestiti. Contestualmente è stato disposto anche il sequestro preventivo di quote societarie, complessi aziendali ed esercizi commerciali ritenuti riconducibili al sistema illecito.